Un nuovo braccio di ferro nella notte rischia di far saltare l'intesa sulle riaperture raggiunta venerdì tra governo e regioni. Troppi cavilli secondo i governatori, che lamentavano anche il fatto che il nuovo DPCM non facesse riferimento al protocollo firmato 2 giorni fa. Poi, dopo oltre 2 ore di confronto, la fumata bianca intorno alle 3 di notte. Il primo a esultare su Facebook per l'accordo è il presidente Ligure Toti. Le linee guida delle regioni saranno recepite nel decreto, scrive, in modo da dare sicurezza a tutti gli operatori economici con regole certe e applicabili. Sulla stessa linea anche il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini. Alla fine il risultato è arrivato, spiega, così assicureremo omogeneità delle norme in tutto il paese. Prevale dunque la linea morbida all'interno dell'esecutivo, che porta al superamento delle disposizioni INAIL e delle perplessità del Comitato Tecnico Scientifico. A sbloccare lo stallo sarebbe stata decisiva anche la posizione del ministro agli affari regionali Boccia, che al termine della riunione è soddisfatto. Lavoro intenso e molto utile che sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra regioni e governo.